Quindi per concludere sulla comunicazione positiva vorrei rimandarvi a potete provare a cercare delle indicazioni su quella che è la Positive Discipline, ok? Che è un metodo, un approccio relativo alle cose che ci siamo dette in questi video e spinge ad avere un approccio risolutivo piuttosto che punitivo, un approccio costruttivo piuttosto che distruttivo. Quindi c'è un problema davanti al quale ci fermiamo un momento, pensiamo tutti insieme, cerchiamo di dare un senso. Ci ascoltiamo, quindi tu ascolti me, io ascolto te, il no resta un no, ma è una valutazione che io faccio su questo no insieme a te, ne discutiamo, mi dai delle tue possibili soluzioni o mi dici come tu vorresti fare, anche se il bambino è piccolo, quello che lui interiorizzerà è il vostro approccio rispettoso nei suoi confronti e quindi questo vi aiuta a trovare una regolazione familiare condivisa.